No, I'm not a writer. Cosa fa là quel cane? Quel cane è matto. La pula che ferma. Eccoli là davanti al camion rosso. E noi se usciamo ci fermano di sicuro. Cos'ho io che non va? Cane pericoloso. Molto pericoloso. La bicicletta senza il porca troia dietro là con le righe bianche e blu. Me l'ha ciulato. Vero cane? Testimone che tu? Sì. Quella bella canzone di De André, le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. La canzone si intitolava Via della povertà, molto bella. Ferma un altro, va dentro, ste multe moti. Come vada a posto? Perché vada a posto? Chi era? Chi è? Si fa un favoritismi qua, Cazzo, neanche sceso, gli hanno detto vada a posto. O cercano qualcuno con la macchina grigia probabilmente. Sì. Yes. Vediamo, eccolo qua, anche questo è grigio. Ma sono tutte grigie le macchine, cazzo. Avete anche voi una fantasia con le macchine? Nuovi accessori per la mia habitation. Questo piccio qui, che ho sempre i vetri dello specchio spazi in bagno, che ho tanti specchi, e con questo, finita la doccia, me li coso. È costata una fracca, tipo 4 euro, 8.000 lire un pezzetto di plastica e gomma. Porca di quella troia. La pistola per quando vado ai distributori che mi lavo il camper per fuori o la bici. Questa sembra una buona pistola Uzi, pagata 9 euro, ma sai, io sono quello del poco ma buono. Questa mi sembra la più resistente, ha vari bottoni che non capisco un cacchio. Qua è tutto bello in gomma per regolarla, sì. E dopo c'è anche quest'altra roba che non so cos'è, sarà per sparare. No, la potenza più e meno. È bella duretta, bella robusta. E qua tacca nell'aggancio rapido della gomma. Cazzo, figata, bella, senti come si preme bene, figa. Pistola Uzi. Poi chiaramente è la nuova mascotte. È piccolina questa qua. Sì, guarda, perfetta. Questa la posso usare per far scorrere la GoPro lateralmente. Sì, occhio. No, è che ho finito i cosi, gli attacchi alla GoPro, perché questo fa così. Boom, cazzo. Buono per le riprese quello. Perché vediamo cosa abbiamo qui nella scatola dei giochi. Allora, tante vitine. Questo sarebbe un attacco di quelli che a me serve, però mi manca l'adesivo. Eccolo qua. No, questo va attaccato sulla base dove va attaccato questo, che non ce l'ho, le ho finite, le ho attaccate tutte sul camper. E qui c'ho gli occhiali di scorta. No, dai, c'era uno di questi qua, perché siccome era curvo, vedi, non è dritto, vedi che fa la curvatura, e allora si era staccato dal tettuccio lì, ma ne ho un altro, quindi non mi serviva per ora, prenderò quello dritto. Quindi questo, gli cazziamo la GoPro su. Mettila un po' dritta, e questo lo puoi usare per fare delle cose. No, è troppo pesante, però lo puoi cosare. Puoi fare delle cosine strane. È che era meglio avercelo con le sospensioni, che andava da solo. Madonna, è così pesante la GoPro, Ciccio, devo spingerti io. Sì, dai. Ottima sta roba. È una cazzatina, però no, dai, ci sta. Se no, dritta così.
senti, però cane, oh, finché ora abbiamo dormito, digli, oh, che cavolo di ore sono? Aspetta. No, livello pro Emi, mezzogiorno e 35, yeah, fantastico. E noi siamo nel Trevigiano, digli Emi, raccontagli tu che io sto guidando, sai che sono monotasking. E stiamo andando a trovare una bella ciccetta, una bella gnugna, però verso le 8 di stasera. Quindi per cui noi, io e il cane pericoloso, abbiamo la possibilità di andare dove cavolo stiamo andando? Dove cavolo stiamo andando, Emi? Ma dai, ma non si può questa memoria del cazzo, alle alzaie del Sile, dove stiamo andando? No, c'è tipo trovato che adesso ci sto andando come primo punticino, un cimitero tipo delle barche, una roba del genere, adesso andiamo a vedere. E poi puntino il male, io ve lo è mica io puntino il male. Ma voglio far volare il drone, adesso spererei non ci siano cose strane che impediscano il mio svolazzamento aeroportuale, perché c'è sia il drone che aereo, mi spieghiamo, portuale perché ci sono le barche. Quasi arrivati, quindi possiamo dire che il cimitero delle barche, che adesso non ricordo come si chiama, è a Casier in provincia di Treviso, e noi qua dove bisogna andare? Aspetta, sinistra con l'FT. Ok, sai cosa sarebbe interessante, Emi? Non andare a incastrarsi, ecco, tipo qua, sì, esatto. Allora, o ci giriamo qua con un pochino di manovre, c'è poco spazio, Eccola, come girarsi in 2 metri, però l'entrata per il Sile, cane, qua, vedi, te la fa tutta facile il navigatore ogni volta, io lo conosco, lui dice, ah sì tranquillo, vai di qua, gira là, e dopo sto cazzo, lì strada chiusa, e qua c'è un cancello chiuso, vedi, perché la mamma è prostituta questo qua, adesso bisogna chiedere a qualcuno come arrivarci. Parrocchia di Casier. Per urgenza chiamare, come per urgenza? Che urgenza? Mamma mia, ma chi è che parcheggia così, Emi? Ah! Carino da trovare il parcheggio, beh dai, c'è il parcheggio. Però cane, ah che bene! Basta che non andiamo giù per il fosso, no? Qua no.